domanda: per dire lui nelle nostre zone si dice lu, giusto? O elo? Per alzata di mano, quanti lu? Quanti elo? Meno, ma siamo lì, siamo lì. Per dire neo si dice ghino, ghingo, ghinego. Quanti ghino? Zolomano. Quanti ghingo? I montanari, i sudeali. E quanti ghinego? Picciupan, sudeali. Quante sono le varianti in dialetto? Il tema è questo e gli studiosi non sono concordi, assolutamente. Allora vi faccio un altro gioco: sono 6, 10 o 13? Quanti 6? Varianti del dialetto. Quanti 6? 10? 13? Sono almeno 30 fra varianti e sottovarianti. Poi se andate a cercare di baruffa su queste cose, no? Perché il linguista dice una cosa, l'altro linguista dice un'altra, ma in buona sostanza fra varianti e sottovarianti ce ne sono più di 30 del dialetto veneto. Se addirittura andate nei paesi in provincia di Pordenone, che c'è quella curva, diciamo, del pordenonense che si affaccia sul Veneto, in realtà loro parlano veneto, trevigiano al centro, un po' veneziano, e su più verso il bellunese, no? E poi c'è l'istro veneto, quello in Istria. Là c'è gente che parla veneto, per i motivi storici che qualcuno sicuramente sa. Per dire cosa? Che le varianti del dialetto veneto è difficile da farle rientrare in un'unica standardizzazione. Questo è ovvio, l'abbiamo capito già stasera, no? Anche se c'è qualcuno che ha voglia di farlo da un po' di anni, ma non è così. Allora, la rubrica che io propongo qui sempre è quella del dialetto vicentino, e quindi io vi chiederò se capite le parole e le espressioni che vi propongo, per alzata di mano. Cosa galo che sente lamentarsi? E gai diavolotti ai pie. Diavolotti. Traduco sempre per Ragusa, albanesi o afghani. Cos'ha che continua a lamentarsi? Ai geloni ai piedi o anche buganse. Chi sapeva buganse? Ma perché la differenza fra diavolotti non lo so, se qualcuno la sa io ditelo. Non doveva portarti i pomi, come no? Un H e mega portare un H. E fin qua è facile, vi vedo bei splendidi. Non doveva portarti le mele? Come no? Niente mi ha portato, un H, niente, no? E qua sarebbe interessante capire il perché credo fosse H, no? L'H dell'alfabeto, giusto? Ah, perché forse non si pronuncia, può essere? Studiamo per la prossima volta. Poi una cosa caratteristica del dialetto nostro, ma non solo il nostro, è che i nomi in italiano diventano sempre altro in dialetto, no? I Peppi, i Toni, ovviamente hanno un nome più completo in italiano. Quindi adesso quello che faremo, io vi dirò in italiano e voi dite in dialetto qual è. Stacchiamo dai facili. Luciano e fin qua. Leopoldo. Sì, bravi. Anselmo e fin. Battista. Titta. Amelia. Sì, bravi. Fabrizio. Ecco, ho sentito tutti dopo. Ciccio e Iccio. Ma c'è anche dei Maurizio. Iccio. Beatrice. Lo senti vari, ma in realtà sei Bice. A Bice. Però anche Bea, è vero, anche Bea. Sì. Alfonso. Fonso. Ah, Fonso. Poi sei un po' tagliato. Alessio. Ferruccio.
Uccio. Prossima. Quando vedo Beppi, penso sempre che lei è un bueo. Bueo. Traduco sempre per gli afghani. Quando vedo Giuseppe, penso sempre che è una persona rude, grezza, poco elegante, un bueo. Ma ti sito uno con o senza cane bassa in cucina? Gli domanda l'amico e altro risponde: ma finché guardo la televisione non vedo mai un mugliermi. Sarà cattivo questo. Ma tu sei uno con o senza strofinaccio o asciugapiatti, no? Giusto? In cucina. E lui dice: mentre guardo la televisione io non vedo mai mia moglie. E siamo in tempi di patriarcato, quindi stasera volevo rompermi le scatole. Vara che se freddo fuori, adesso devo completarmi la frase. Vara che se freddo fuori, vestete che se no te ciapi il colera. No, idiotto. Il demonio. Cioè, uno che te ciapi è il demonio. Che vuol dire sempre per gli afghani e stranieri: guarda che è freddo fuori, vestiti, altrimenti rischi di buscarti qualche malanno. Che semo? Mi vedo un po' più in crisi su questa però, E ora, sempre per stare in tema di patriarcato e rispetto del genere, io ho fatto uno studio molto importante recentemente e quindi siamo un po' chiesti di come poterlo dire. Interrogate le donne su come dovrebbe essere un uomo, l'uomo ideale, la risposta è sta questa mediamente. In un uomo che vorria una scianta de simpatia, un cicinin de cervello, un spuo de buon senso, un ninin de saber comportarsi e anche un fiat de bellezza. Donne, siete d'accordo? Meno male, dai, no? Traduco. In un uomo ci vorrebbe un po' di simpatia, un po' di cervello, un po' di buonsenso, un po' di sapersi comportare e anche un po' di bellezza. Ma lo studio interroga anche gli uomini sulla donna ideale e ha risposto: ne a donna che vorria una scianta che parlasse manco, un cicinin che parlasse manco, un spuo che parlasse manco, un ninin diverso che parlasse manco e anche un fià che ha la sesse. Prossimo. E comunque rivedoni dice: e comunque gli uomini siete che parli noi ti ascolta, se ti ascolta noi ti capisce, se capisce i se ne svenga. Non è che siamo messi meglio da che altra parte, no? Quindi traduco sempre. E comunque gli uomini, se ci parli non ti ascoltano, se ti ascoltano non ti capiscono e se capiscono si dimenticano. E poi sono due amici al bar e uno che fa: ciao Tony, te guardi ogni dì il giornale, sai che? Ho messo un annuncio con scritto cerco moglie. E ora te l'ha risposto qualcheduna: un centenario di uomini che gli dice tu e mia. Traduco. Tony, perché magari se qualcuno però ha capito. Tony, guardi i giornali ogni giorno, cos'hai? Ho messo un annuncio con scritto cerco moglie. E allora ti ha risposto qualcuna? Sì, un centinaio di uomini che dicono prendi la mia. Bella applauso.